Accusato di aver dichiarato il falso nel suo curriculum da un collega rimasto anonimo, un docente di economia aziendale di 63 anni dell'Università di Udine era stato sanzionato dal collegio di disciplina con il provvedimento di sospensione di un giorno. Assistito dall'avvocato Antonio Malattia e convinto di essere invece vittima di un'ingiustizia, il docente si è rivolto al TAR del Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso annullando il provvedimento disciplinare e facendo chiarezza sull'intera vicenda. L'università gli contestava di aver indicato nel proprio curriculum e nella documentazione presentata per la candidatura ad alcune commissioni 2 monografie che al momento della dichiarazione non risultavano ancora pubblicate né inserite nel catalogo dell'editore. Nella sentenza il TAR riporta che venivano contestate 2 pubblicazioni, entrambe edite da Giappichelli di Torino, dal titolo Dal controllo dell'impresa al controllo della complessità del 2020 e Valore e performance, strumenti e misure per l'analisi d'impresa del 2022. Avendo accertato dell'esistenza delle pubblicazioni, il TAR ha ribaltato l'impostazione dell'Ateneo. I giudici hanno infatti accertato che le 2 opere erano state effettivamente scritte dal docente e accettate dall'editore. La loro pubblicazione era stata solo posticipata per decisione dell'autore. Inoltre è stato sottolineato che pur in assenza delle pubblicazioni contestate, il docente avrebbe avuto tutti i requisiti per candidarsi alle commissioni. L'università, oltre a dover annullare il provvedimento disciplinare, dovrà pagare le spese di giudizio nella misura di 2.000 euro e rimborsare quanto trattenuto al docente. Si tratta di una decisione sacrosanta che dimostra l'assoluta correttezza e trasparenza della condotta del mio assistito, dichiara l'avvocato Antonio Malattia, e censura decisioni dell'Ateneo errate e lesive del suo prestigio e onorabilità.